Il sommario di questa settimana: Confartigianato ricevuta al Quirinale, incarico nazionale per Antinesca De Pol, il credito in assemblea ed infine 5 maggio a Longarone. Sei sicuro di essere sicuro? Rinnovato buon fine settimana e ben ritrovati al consueto appuntamento con Impresa Diretta. Confartigianato è stata ricevuta dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in questi giorni. Per il Presidente della Confederazione Nazionale Giorgio Merletti l'incontro ha rappresentato l'occasione per ribadire l'importanza dei valori espressi dall'artigianato e dalla piccola impresa e il ruolo dei sistemi associativi per assicurare al Paese stabilità economica e democratica. Il sistema produttivo italiano, ha sottolineato il Presidente Merletti, è fatto di una miriade di economie locali, una ricchezza produttiva, quelle delle piccole imprese, alla quale si somma la capacità di assicurare coesione e inclusione sociale, valori che hanno consentito al nostro Paese di resistere alla crisi e sui quali l'Italia deve fare leva per costruire la ripresa. La piccola impresa è il modello economico italiano e della nostra via allo sviluppo. Il Presidente di Confartigianato Merletti ha anche sottolineato l'importanza delle associazioni di rappresentanza. Sbaglia, ha aggiunto Merletti, chi immagina di poter fare a meno dei corpi intermedi della società. La democrazia si nutre di confronto, di dialogo e di ascolto proprio con chi rappresenta un mondo vasto ed articolato come quello delle piccole imprese. Prestigioso incarico nazionale per la Presidente ANAP di Belluno Antinesca De Pol, che si aggiunge alla recente elezione a Vicepresidente regionale. Ieri a Roma è stata eletta Presidente dei Maestri d'Opera, carica che per la prima volta viene affidata a una donna e frutto del positivo operato del gruppo territoriale bellunese a livello veneto. Antinesca De Pol farà così parte anche del Consiglio direttivo di ANAP nazionale. Il Consorzio regionale di garanzia per l'artigianato ha tenuto a Belluno l'assemblea separata riservata ai soci della provincia. Si è trattato di un'assemblea particolarmente significativa in quanto le variazioni statutarie hanno riguardato principalmente i rapporti con il territorio. Per l'occasione sono saliti a Belluno i vertici del Consorzio regionale, il Presidente Mario Citron e il Direttore generale Vito Sanfilippo. La provincia di Belluno si conferma, diciamo così, una terra molto corretta e sana, per quanto possa essere usato questo termine in questi periodi. Però diciamo che dobbiamo dire che a fronte di un parco soci che è circa il 15% di quello che è la nostra struttura, ha un'operatività che è all'incirca un quarto del nostro totale, perciò un 24-25% circa. L'intera intervista al Presidente Citron nei servizi che seguono questo telegiornale. Voltiamo pagina. La Regione Veneto ha istituito il Registro regionale delle imprese artigiane storiche del Veneto per tutelare le imprese artigiane di maggiore rilevanza, che hanno saputo interpretare al meglio le caratteristiche produttive valorizzando la comunità e il territorio dove operano. Si tratta di uno strumento ideato per salvaguardare e valorizzare il patrimonio rappresentato dalle imprese artigiane, con oltre 40 anni di attività, connotate da particolare valenza storica, artistica e culturale, ma pure per trasferire conoscenze e competenze fondamentali per la valorizzazione professionale nel settore dell'artigianato artistico e tradizionale. Il tutto al fine di promuovere la trasmissione del patrimonio di professionalità, nonché le competenze distintive dell'artigianato storico anche in proiezione futura. ANAP, l'Associazione Nazionale Anziani Pensionati, va sul territorio con una campagna informativa per la sicurezza degli anziani con il titolo Sei sicuro di essere sicuro?, gestita in collaborazione con la Questura di Belluno. Il primo incontro, rivolto ai soci e a tutta la popolazione, è in calendario martedì 5 maggio a Longarone presso la Sala Popoli d'Europa alle ore 20. Dopo l'introduzione della Presidente provinciale di ANAP, Antinesca De Pol, interverrà la dottoressa Silvia Silvestris, vice capo di gabinetto della Questura di Belluno. Un approfondimento sull'appuntamento nei servizi che seguono questo telegiornale. Infine un ultimo appuntamento in vista delle prossime elezioni regionali. Confartigianato Belluno e le associazioni di categoria mercoledì 6 maggio alle ore 18:30 al Teatro Comunale di Belluno organizzano un incontro con i candidati alla presidenza della Regione Veneto che si confronteranno sul tema l'economia bellunese nel Veneto che verrà. Ed ora i nostri servizi.
Il Consorzio regionale di garanzia per l'artigianato ha tenuto a Belluno l'assemblea separata riservata ai soci della provincia. Assemblea particolarmente significativa in quanto le variazioni statutarie hanno riguardato principalmente i rapporti con il territorio. Ne parliamo con il presidente Mario Citrone, al quale chiediamo quali sono stati i principali argomenti oggetto dell'assemblea. Principalmente il bilancio 2014 e poi abbiamo nella prima parte straordinaria anche degli aspetti riguardanti situazioni territoriali, perché operando in più province dobbiamo, tra virgolette, manutentare lo statuto che abbiamo per armonizzare un attimino le province. A proposito di bilancio, come è andato il 2014? Allora, questo è il primo anno che noi, diciamo così, il primo anno che chiudiamo come società, come struttura fusa con le province di Belluno, Verona e Treviso all'interno del CRGA. Quest'anno chiudiamo, avevamo presentato un piano triennale, naturalmente presentato anche a Banca d'Italia, perché siamo una struttura vigilata e dobbiamo insomma non nascondere una certa soddisfazione perché chiudiamo anche meglio rispetto a quanto avevamo preventivato. All'incirca sappiamo che i nostri bilanci purtroppo sono gravati del peso degli accantonamenti e gli accantonamenti che avevamo preventivato riusciamo a contenerli in misura minore e chiuderemo con un bilancio di oltre 500.000 euro in meno rispetto a quando avevamo preventivato in termini di perdita, perché gli accantonamenti ci portano in perdita. E in particolar modo la provincia di Belluno? Allora, a onor del vero, la provincia di Belluno si conferma, diciamo così, una terra molto corretta e sana, per quanto insomma possa essere usato questo termine in questi periodi. Però diciamo che dobbiamo dire che a fronte di un parco soci che è circa il 15% di quello che è la nostra struttura, ha un'operatività che è all'incirca un quarto del nostro totale, perciò un 24-25% circa. E questo di riflesso si ripercuote anche su quello che è la parte di, diciamo così, credito deteriorato. Perciò terra, diciamo così, sana e naturalmente che risponde agli impegni presi. ANAP, l'Associazione Nazionale Anziani Pensionati, va sul territorio con una campagna informativa per la sicurezza degli anziani con il titolo Sei sicuro di essere sicuro? Gestita in collaborazione con la Questura di Belluno per sensibilizzare soci e popolazione su un fenomeno dai risvolti preoccupanti anche in provincia di Belluno. L'ANAP, Associazione Nazionale Anziani e Pensionati, che rientra nella nuova organizzazione di Confartigianato Persone Belluno Dolomiti, vuole rilanciare in provincia, e comincerà a farlo da Longarone, un'iniziativa nazionale promossa da ANAP in collaborazione con il Ministero dell'Interno e di tutte le forze dell'ordine, perché anche nel bellunese il problema è notevole. Come tutte le campagne, anche questa intende sensibilizzare la popolazione anziana sul tema della sicurezza, fornendo informazioni e consigli utili per difendersi dai malintenzionati ed evitare di incorrere in situazioni di pericolo. ANAP si occupa di persone, quindi questo intervento rientra in pieno nelle nostre finalità. Inizieremo a Longarone il 5 maggio con un incontro pubblico a cui il Comune ha concesso il patrocinio rivolto a tutta la popolazione alle ore 20 presso la sala Popoli d'Europa. Saremo affiancati dalle forze dell'ordine con gli interventi della dottoressa Silvia Silvestris, vice capo di gabinetto della Questura di Belluno. A questo proposito stiamo già lavorando per altri appuntamenti in varie località della provincia. Pensiamo di andare nei territori anche con altre tematiche riguardanti gli anziani per incontrare le persone, per parlare con loro, ma soprattutto per ascoltarle. Inoltre stiamo organizzando la festa del socio provinciale e una visita all'Expo. Ricordo anche la festa del socio nazionale dal 16 al 26 settembre a Marina di Ginosa in provincia di Taranto, che oltre al soggiorno marino offrirà tantissimi momenti di confronto e di svago. Ci sono ancora alcuni posti liberi, se qualcuno fosse interessato lo preghiamo di comunicarcelo entro il 30 aprile.
Ci racconta in breve la storia della sua azienda? Ma è nata nel 2004 e siamo andati avanti, insomma, sempre meglio. Lei arriva da una azienda artigiana dei genitori o ha avuto esperienze in passato? Sì, ho da 14 anni che lavoro sul settore, per cui esperienza ne ho fatta. Oggi cosa disegna e cosa produce la sua azienda e chi sono i suoi clienti? Ma noi facciamo il 90% arredi, si può fare anche, se facciamo anche esterni, ma lavoriamo quasi esclusivamente sugli arredamenti. I nostri clienti medio-alti, imprenditori, artisti del cinema. Sono anche enti pubblici, amministrazioni? No. Okay. Quali sono le nuove tendenze in fatto di arredo? Cosa va di moda oggi nelle case degli italiani? Adesso va di tendenza sul lineare, molto pulito, liscio, però secondo me il classico non va mai di moda, non perde mai la... C'è la percezione che nonostante le linee pulite c'è una parte, quella che ha fatto la storia dell'arredo, che non morirà mai. No, esatto, quella classica, dai, diciamo. Vi occupate anche di restauro? Sì, facciamo dei restauri che il cliente compra magari dei mobili vecchi e poi noi sistemiamo le cerniere, le ante, sono un po' storte, quelle cose lì. Secondo lei oggi il restauro è più una moda o è proprio un'esigenza nel recuperare, nel non gettare via ciò che abbiamo in casa? No, una moda secondo me. Invece c'è la sensazione che le persone inizino a comprendere nuovamente l'importanza dell'artigianato e quindi fare la distinzione tra i prodotti fatti in grandissime aziende su scala e la produzione invece manuale di un pezzo. Speriamo di sì. Noi siamo dei sarti, cioè vestiamo la casa come vuole il cliente, gli facciamo tutto qualsiasi cosa. I grandi mobilifici mettono là i pezzi. Boh. Che tipo di legno lavorate prevalentemente e che caratteristiche ha? L'abete al 90%, poi un po' di larice e cirmolo. Abete vecchio nuovo, quasi esclusivamente abete vecchio, ho recuperato da vecchi fienili e si fanno gli arredi, ma anche il nuovo. Che tipo di legno è l'abete? È un legno tenero, si lavora facilmente, caldo anche nel stesso tempo, insomma. C'è un passaggio che i clienti delle falegnamerie non conoscono, cioè quello a monte dove voi andate a selezionare il legno. Dove andate a prenderlo voi nello specifico e cosa guardate quando si tratta di selezionare una tavola? Sull'abete nuovo si guarda il tronco, che non abbia pochi rami, una venatura fina, non larga, quelle cose lì. Sull'abete vecchio, che viene ricavato da travi vecchi e da pavimenti vecchi di fienili, si guardano che siano pochi chiodi, belli spessi e insomma non tanto rovinati. Riuscite a prendere legname del territorio? Ce n'è abbastanza? Sì, ce n'è ancora qualcosa, ma gran parte viene dall'Austria, paesi dell'est. In chiusura di Impresa Diretta ricordiamo il numero telefonico per eventuali informazioni 0437 933 201. Impresa Diretta che torna settimana prossima su Radio Belluno e Tele Belluno e naturalmente la potete guardare online anche attraverso il canale YouTube di Confartigianato Imprese Belluno. Grazie per averci seguito.